Gaia si indaga per omicidio colposo, sequestrata all'area di Cesana Beach. Il PM Fabris ha aperto un fascicolo contro ignoti da stabilire chi ha in custodia la zona e se ci sono eventuali responsabilità. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, l'edizione di giovedì 17 luglio 2025, un approfondimento in merito alla tragedia avvenuta l'altro ieri a Cesana Beach. L'articolo è di Gigi Sosso, un incidente, una disgrazia, ma la Procura della Repubblica di Belluno ha aperto lo stesso un fascicolo per l'ipotesi di reato di omicidio colposo al momento contro ignoti sulla morte di Gaia De Gaulle, il luogo in cui martedì pomeriggio ha perso la vita la quindicenne studentessa di Col de Rù è per forza sotto la custodia di un ente pubblico. Da capire se ci possano essere delle responsabilità sul piano penale. Cesana Beach è una località di Borgo Valbelluna, ma per il momento l'amministrazione comunale ha distillato soltanto un comunicato nel quale esprime il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia della ragazza che stava crescendo anche come atleta nella ginnastica feltre. Appena oltre il ponte sul Piave comincia Busque, che invece ricade sotto il comune di Cesio Maggiore. Il 14 agosto di 5 anni fa il sindaco Carlo Zanella aveva emesso un'ordinanza nella quale si vieta alle persone l'accesso alle zone limitrofe alle opere di scarico dello sbarramento nelle more dell'adozione dei provvedimenti competenti. Sulla riva sinistra c'è al massimo un cartello triangolare con il punto esclamativo che avverte di fondali pericolosi. E a proposito invece della tragedia, comune e parrocchia, stasera un incontro per amici e coetanei e la fiaccolata a Lentiai. Un momento di incontro per i ragazzi, poi la fiaccolata silenziosa fra le vie di Lentiai. Sono due i momenti organizzati dall'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna e dalla parrocchia di Lentiai per far fronte, per quanto possibile, alla tragedia che ha colpito la comunità. La morte di una ragazza di 15 anni è qualcosa di impossibile da accettare ed è in questi momenti che la comunità si stringe, si unisce, cerca risposte a domande che risposte non hanno. Per questo e per ricordare Gaia, l'amministrazione comunale di Borgo Valbelluna e la parrocchia di Lentiai hanno organizzato due momenti per la giornata di oggi. In questi giorni di profondo dolore e smarrimento sentiamo il bisogno di ritrovarci per un momento di riflessione e di condivisione, premettono. Stasera alle 19:30 i coetanei e gli amici di Gaia sono invitati nella palestra delle scuole medie di Lentiai per condividere insieme il dolore e cercare di affrontare l'assurdità di quanto accaduto. Alle 20:30 poi tutta la comunità è invitata a partecipare alla fiaccolata silenziosa che partirà da Largo Marconi davanti alla chiesa di Lentiai per esprimere vicinanza e unirsi in un abbraccio collettivo alla famiglia e agli amici di Gaia. Mazzi di rose e gigli bianchi nel luogo della tragedia in un silenzio quasi irreale. Non c'è nessuno nella spiaggia in riva al Piave a parte i carabinieri. Il giorno dopo la disgrazia il dolore è ancora più profondo a Col de Rù. Col de Rù sta ancora peggio. 24 ore dopo la tragedia è passata una notte tra mille pensieri e fra l'altro piove nella frazione di Borgo Valbelluna. I residenti che prima della fusione erano lentiaiesi sono chiusi in casa. L'argomento di discussione è uno e non potrebbe che essere quello: la morte di Gaia De Gaulle su quel maledetto argine del Piave dove la ragazza di 15 anni si era arrampicata prima di essere travolta da un masso. La seconda domanda è perché si trovava lì con l'amica di un anno più vecchia. La famiglia De Gaulle ha escluso già martedì sera che il motivo fosse quello di scattarsi una fotografia con il Piave come sfondo, un selfie, come dicono i ragazzi. Qualcuno ha messo in giro questa voce che è stata anche riportata online, ma la smentiamo nella maniera più categorica. Non è certo per questo che si trovava tra i massi in paese. Sono d'accordo con questa versione, me la ricordo come una ragazza sportiva ma prudente. Sottolinea una donna di una certa età. Conosco bene la famiglia della ragazza, prima abitava in un'altra frazione che si chiama Stabie e qualche anno fa è arrivata a Col de Rù. Gaia e i suoi fratelli già avevano perso il padre per un male incurabile e questa è una tragedia ancora più grossa e soprattutto difficile da accettare. Era allieva della ginnastica feltre, l'esibizione al cerchio sulle note di Children, dolce e determinata, l'articolo di Alessia Forzin. Dolce ma determinata, precisa, puntuale e appassionatissima di quello sport che l'ha portata a danzare fra nastri, clavette e cerchi fin da bambina. L'associazione sportiva ginnastica feltre si stringe in un grande abbraccio alla famiglia e agli amici di Gaia De Gaulle. Gaia era tesserata con noi dall'ultima stagione, prima si allenava con l'associazione dilettantistica Sport, Natura e Benessere, ricorda la presidente della ginnastica feltre Laura Sernagiotto. Poi ha deciso di passare all'agonismo e si è tesserata con noi. La notizia dell'incidente ci ha sconvolti, ne siamo ancora increduli. Non si può morire così e a 15 anni è ingiusto.
Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi dopo aver letto appunto la notizia messa in primo piano, indagine sulla morte di Gaia. È la notizia poc'anzi letta, altri richiami dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, carcere di Venezia, pestato in cella 4 agenti e un medico sotto inchiesta, indagati 4 agenti e un medico per il pestaggio in carcere a Venezia di un detenuto che mesi dopo si era suicidato, l'articolo di Pendolini a pagina 11. A pagina 10, Parlamento, la decisione taglia i vitalizi, bocciato il ricorso degli ex deputati, il collegio di appello della Camera dei Deputati ha respinto il ricorso, restano i tagli ai vitalizi degli ex deputati. Nelle cronache, frane, caos Alemagna, Lorenzi, il sindaco di Cortina, Salvini ha promesso di aiutarci, il sindaco di Cortina, ho parlato con il vice premier e con il presidente Zaia, stanno valutando soluzioni per l'Alemagna, l'approfondimento di Michielli a pagina 30. Serena del Grappa esce di strada e si schianta con lo scooter, è gravissimo, la comunità di Serena è in ansia per GF, queste le sue iniziali, di 53 anni, protagonista dell'incidente avvenuto ieri mattina alle 8:45 all'altezza di Carpen lungo la Feltrina, l'approfondimento di Curto a pagina 25. Guardia di Finanza, bonifici legali al marito, imprenditrice nei guai. Un'imprenditrice bellunese avrebbe dirottato 250.000 euro destinandoli a finalità estranee al progetto che era stato ammesso al finanziamento di 1 milione di euro. L'articolo lo troveremo a pagina 20. Foto di copertina, fiction Rai sull'hockey su ghiaccio, il regista presenta il film ambientato a Feltre dintorni. Panini, vi racconto i miei tempi supplementari. Vediamo in questo scatto, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, il regista Ago Panini sui gradoni del Palaghiaccio di Feltre dove sta girando le riprese del suo film, l'articolo di Curto a pagina 26. E rimaniamo a Feltre con un altro richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, pronta la squadra del Palio di Feltre, Capitano e Mossieri confermati, l'articolo di Scottini lo troveremo a pagina 27. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno, sopraelevata o galleria, 2 ipotesi per l'Alemagna. Bottaccina, l'assessore regionale, spetta ad ANAS, ma ormai ci sono altre alternative. Un viadotto, un tunnel artificiale per salvare la statale 51 di Alemagna, potrebbe essere questa la soluzione per evitare in futuro nuove chiusure della principale arteria viaria che attraversa la Valle del Boite fino a Cortina? A proporlo è Giampaolo Bottaccina, assessore regionale all'ambiente. Premesso che l'Alemagna è una strada sulla quale è competente ANAS, non posso entrare nel merito delle soluzioni specifiche per evitare il ripetersi delle chiusure delle ultime settimane, spiega Bottaccin, ma come dico da anni bisogna prendere in mano tutta la gestione della statale. Secondo l'assessore servirebbe infatti un piano che prenda in considerazione l'intero tracciato stradale almeno da Vodo a Fiammes, uscita a nord di Cortina. Le frane e le colate detritiche ritengo siano impossibili da fermare, conclude Bottaccin. Soluzioni utili potrebbero però essere quella di un viadotto che passi sopra la frana o una galleria paramassi. L'articolo di Fioravanzi e Tormen a pagina 4. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla tragedia avvenuta 2 giorni fa a Borgo Valbelluna. Gaia morta per un selfie, l'odio sul web. Shock per la tragica fine della quindicenne nel Piave, ma gli haters la attaccano. La procura apre un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. L'articolo di Scarton a pagina 2 e a pagina 3. Truffa allo Stato per amore, imprenditrice rischia 4 anni, richiamo trovato anche sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Santo Stefano, mesi di trasferte nella Marca trevigiana, il preside pendolare si accasa in Comelico. Dal 1 settembre Samuele De Bettine dirigerà da titolare l'istituto comprensivo del Comelico, un traguardo atteso per il preside che negli ultimi 11 mesi ha dovuto affrontare un duplice incarico diviso tra la reggenza in Comelico e la titolarità dell'IC di San Biagio nella Marca. 125 chilometri più volte alla settimana percorsi. L'articolo di Toscani a pagina 13. Continuiamo quindi con le notizie in primo piano che troviamo anche sul Gazzettino di Belluno. Nuove case dell'Ater contro la crisi abitativa. Con il PNRR saranno creati 10 appartamenti, riqualificazione anche per gli immobili. Poste invase dai rifiuti, l'accusa della SLC CGIL, la sigla ha segnalato anche diversi problemi di sicurezza negli uffici. Notizia a firma di Claudio Fontanive che troviamo di Spalle. Il pilota Filippo Fante e la sua Porsche stasera sul listone per i selfie con i tifosi, il driver risponderà alle domande dei curiosi.
Fatto di cronaca, imprenditrice nei guai per amore, aveva fondato una start-up nel settore delle energie rinnovabili e ottenuto 1 milione di fondi statali per realizzare l'impianto. Avrebbe stornato 250.000 euro per saldare i debiti accumulati dall'azienda agricola del marito. Indagine delle fiamme gialle. Inflazione, 600 euro in più a famiglia, l'inflazione Belluno quanto mi costi? La risposta è tanto, tantissimo, quasi 600 euro in più. Lo dice l'Istat che ieri ha reso noto i dati territoriali dell'inflazione di giugno in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d'Italia in termini di aumento del costo della vita. Non solo quindi delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150.000 abitanti, in testa alla graduatoria Bolzano dove l'inflazione tendenziale è pari a più 2,3%, pur essendo solo la terza maggiore d'Italia, ex aequo con Belluno e Napoli, si traduce nella maggior spesa aggiuntiva su base annua equivalente a 763 euro per una famiglia media. Medaglia d'argento per Rimini con più 2,7% con un incremento di 743 euro. Feltre Paglio confermato il capitano giudice. Anche quest'anno Andrea Barp si occuperà di risolvere tutte le problematiche legate a prove, punteggi e reclami. È alla guida del Tribunale dal 2016. Fra i suoi incarichi c'è anche quello di elevare eventuali sanzioni e penalità. Sempre da Feltre parte la raccolta fondi per salvare la Cesola dall'umidità. La chiesetta è un edificio sacro, un vero luogo di culto della popolazione locale. Scivolo sull'asfalto bagnato, grave motociclista, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Treviso il 53enne di Seren del Grappa che ieri mattina in sella alla sua Honda percorrendo la provinciale 1 bis in direzione Segusino prima di Vas ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L'allarme è stato dato da un camionista di passaggio che ha notato la moto rovesciata a bordo strada e poco distante l'uomo dolorante. Sette Ville, nuovo mezzo multiuso, addio problemi per sfalci e neve. Il sindaco Zanolla si tratta di un piccolo gioiello di ultima generazione prezioso per la nostra comunità. Svuotava i conti agli anziani, ambulante patteggia 3 anni, accertate 4 circonvenzioni per totali 370.000 euro. L'uomo aveva promesso la restituzione, ma così non è stato. Il fatto è accaduto a Ponte nelle Alpi. Borgo Valbelluna, frazioni abbellite con le 2000 piantine fornite dal comune e per chi ci sta guardando da Facebook e YouTube, 2 scatti appunto di 2 zone del comune di Borgo Valbelluna che appunto risplendono con questi nuovi fiori offerti dall'amministrazione comunale. De Bettin torna a casa svolta felice. Dopo 11 mesi condivisi con l'IC di San Biagio nella Marca, al preside Comigliano è stato ora assegnato solo quello locale. Finiti i viaggi di 250 km per coprire le 2 reggenze, è stato un grosso impegno in un contesto molto diverso. L'articolo è a firma di Yvonne Toscani. Soddisfatto anche il sindaco Comis, una nomina importante, la comunità guarda con fiducia al futuro. Valle, Pian de Valle, il comune cerca il gestore per 200 euro all'anno. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La notizia in primo piano dedicata alla morte di Gaia De Gaulle l'abbiamo già letta, vediamo le altre notizie che troviamo in questa edizione del Corriere delle Alpi. Siamo a pagina, c'è anche un inserto che per questioni di tempo non possiamo leggere, quindi continuiamo con pagina 21, spesa, ristorante, assicurazioni, i rincari sfiorano i 600 euro, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. La provincia e la consigliera di parità, Belluno Donna è salvo, ora l'attività prosegua senza più incertezze. Bella notizia riferita appunto all'associazione Belluno Donna che appunto tutela e lotta contro l'antiviolenza femminile. L'approfondimento lo trovate in questa pagina del Corriere delle Alpi, come quest'altra notizia di spalle, interventi in montagna, ruzzola in un canale per 40 metri, escursionista soccorsa. Grande distribuzione, ritmi di lavoro e stipendi, addetti di Lidl in sciopero, i sindacati respingono la proposta dell'azienda domani, nuova agitazione Boscherini, insufficiente e non ci sono soluzioni per l'organizzazione dei turni.
Notizia di spalle, incidente sul Nevegal, lunedì 28 una messa in memoria di Manuele Micheletto. È passato quasi un anno dal tragico incidente che è costato la vita durante le operazioni di recupero del materiale della cronoscalata Alpe del Nevegal a Manuele Micheletto. Per ricordarlo, lunedì 28 luglio ci sarà una messa nella chiesa di Santo Stefano a Belluno. Siamo a pagina 23. Sant'Angelo di Piove non provocò la morte di Leonora Chinello, ma per la procura il medico violò i suoi doveri. Rischia il processo la dottoressa che non rianimò la studentessa per rifiuto d'atti di ufficio e interruzione di pubblico servizio. E ancora, con Liberazione 80 abbiamo disegnato il nostro mondo del futuro. Alessandro Del Bianco e la rassegna del centro-sinistra provinciale. Sabato a Feltre ci sarà Emilio Gentile, lo storico italiano del fascismo. Siamo ancora nel feltrino, sangue su scarpe e pantaloni, la lite scoppiò per il telefono, tentato omicidio in stazione. Siamo sempre appunto a Feltre. E rimaniamo a Feltre con l'intervista di Roberto Curto, rivincita e rinascita nel segno dello sport, i tempi supplementari secondo Panini. Il regista racconta la fiction Rai sull'hockey su ghiaccio che si sta girando a Feltre dintorni, nel cast anche il pontalpino Alvise Marascalchi. Continuiamo con notizie da Longarone, siamo a pagina 28 del Corriere delle Alpi, partenza e tracciato diversi per i percorsi della memoria, strada del Colomber chiusa ma l'alternativa è inaccessibile alle carrozzine, il via in centro, tetto dei partecipanti fissato a 4.500, iscrizioni aperte da oggi. E ancora da Longarone, notizia di spalle, anche Giovani e Futuro critica Dolomiti Bus per i tagli di agosto. Tambre, uno spettacolo per pochi alla Casa dell'Alchimista, l'appuntamento è per sabato 2 agosto alle 20:30. Ancora a Longarone, un documentario e una mostra ospitati al Museo degli Scalpellini, si parte oggi alle ore 21. Articolo di Lorenzo Soratroi, escursioni geologiche, mostre e musica, super estate al Museo Ladino Fodom. Livinallongo del Col di Lana, pronto il piano a fine agosto elaborato dalla nuova gestione che fa capo all'Istituto Cesa de Jean. Canale d'Agordo, dall'Uganda al Museo al Museo Luciani torna la berretta cardinalizia e la vediamo in questo scatto con Edoardo Luciani, fratello appunto di Papa Albino Luciani, con il cardinale Nzubuga nel 1980. Val di Zoldo, la storia di Pasqualina e Vienna, esposta da domenica a Fusine, altro appuntamento che vi aspetta nel comune di Val di Zoldo. Adesso invece passiamo a Cortina, caos Alemagna, Lorenzi, informati Salvini e Zaia si cercano finanziamenti. Il primo cittadino ha affrontato il tema dopo la presentazione delle medaglie olimpiche, ma la minoranza attacca, dubito che il sindaco abbia avviato iniziative concrete. E a proposito della viabilità in provincia di Belluno, lavori alla Galleria Paramassi, siamo a Santo Stefano di Cadore, chiusure a Singhiozzo per mesi. Le imprese saranno all'opera dalle 22:30 alle 5:30, ma non tutte le notti. La struttura verrà allungata di 50 metri per lato, si parte la prossima settimana. Auronzo è parente dell'attore, un paese più bello grazie ai fiori curati da DiCaprio. E lo avete sentito, Umberto DiCaprio è parente del famoso attore statunitense Leonardo, ovviamente con una discendenza italiana. Due notizie brevi con il CAI di Auronzo sui luoghi della guerra, giovani alpinisti in gita sul Col dei Stombe, e ancora Cortina, Caroni top speaker al Tex del 22 di agosto. Dalla rubrica Cultura e Spettacoli, Bebe Platz, quel fuoco brucia ancora. Dalla pandemia all'Ucraina, viaggio nelle pieghe del potere che vuole la guerra, Stassi. Racconto il mio smarrimento, è il libro che volevo scrivere da sempre. L'intervista a firma di Niccolò Meniti-Polito. Dalla rubrica Giorno e Notte, la replica di Periferie e la prima di Fil Rouge per i ragazzi del quartiere. Dal 20 al 27 luglio in scena i frutti di 2 seminari, gli attori sono stati seguiti dal duo Capraro-Fornasati. Stasera il concerto, dall'Armellina Porta San Vito, una Maglioglia stellata, appuntamento alle 20:30 alla sala polifunzionale dell'8 di San Vito. Selva di Cadore, Cadore Music Festival, 5 concerti nel weekend.
E terminiamo con lo sport bellunese, il giorno di Nessenze e Ghedina, gli ostacolisti bellunesi a Bergen, Atletica Europei Under 23. Al via i campionati in Norvegia ed è subito esordio in azzurro per i due ragazzi. Domenica nei 5000 tocca a Lucia Arnoldo, fresca di titolo tricolore a Grosseto. Ancora Belluno Volley Serie 3 è Offer il nuovo libero, la società mi ha voluto e mi piace questo roster. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornate in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.